Noi abbiamo meno maestre di quelle che sono in graduatoria, diciamo, e anche laureate, meno maestre di quelle che sarebbe esigenza avere. Nubi nere si addensano sul cielo delle scuole venete perché l'inizio del prossimo anno scolastico potrebbe essere davvero problematico, soprattutto per la scuola primaria. Già, perché se fino ad ora a lanciare l'allarme sono stati i sindacati, ora a chiedere un intervento urgente del Ministero è la Regione del Veneto. Mancano le maestre e se non si troverà una soluzione all'emergenza, il regolare inizio dell'anno scolastico è a fortissimo rischio. È lo stesso governatore Zaia ad affermarlo, rivolgendosi al ministro dell'istruzione Bussetti. A settembre in Veneto infatti tra pensionamenti e trasferimenti se ne andranno 888 insegnanti delle scuole primarie, mentre altre 850 maestre saranno escluse dalle graduatorie perché non in possesso della laurea, unico titolo abilitante. Queste maestre vedranno concluso il loro contratto di lavoro a tempo indeterminato e ritorneranno a fare le supplenti con un contratto a tempo determinato, a meno che adesso appunto non si riesca a sbrogliare la matassa che si è creata, e in questi giorni c'è in discussione il decreto dignità che dovrebbe contenere anche qua un provvedimento di legge che va a sanare questa situazione. E domani una delegazione di queste insegnanti, che già più volte hanno manifestato in Veneto, andrà a Roma a protestare davanti a Montecitorio per chiedere al governo una riapertura delle graduatorie a tutti gli insegnanti abilitati, compresi quelli che insegnano da anni ma sono senza laurea.